Ciao, sono Tiziana Bellini. Se mi segui da un po', sai che sono appassionata di cucina, di tradizioni friulane e molto legata al ricordo dei nonni. Infatti, il fogolar della copertina della pagina Facebook è quello della casa dei miei nonni paterni e Ticiuti è come mi chiamava mia nonna Amelia. Purtroppo i miei nonni sono partiti per il loro viaggio già da tempo. Mi sono rimasti tanti bei ricordi e qualche rimpianto per le cose che non so di loro. Così ho preparato un libro diario da far compilare ai nonni. E tu ti chiederai, ma perché fare un libro adesso che i nonni non ci sono più? Semplice, perché i bambini che ho in casa oggi non abbiano gli stessi rimpianti, perché il rischio è quello di voler fare delle domande ai nonni quando loro non ci sono più. Ma facciamo un passo indietro. Del libro te ne parlo tra un po'. Quando è che nasce un nonno o una nonna? Esatto, quando nasce un nipote. E da nipoti, quando siamo piccoli, veniamo lasciati con i nonni, perché loro sono in pensione ed hanno del tempo da dedicarci. Loro ci dedicano del tempo, ma noi il nostro tempo lo passiamo giocando. Poi diventiamo adolescenti e da adolescenti abbiamo tutt'altro genere di preoccupazioni. Poi diventiamo giovani uomini, giovani donne, con la nostra vita sociale, prima lo studio e poi il lavoro. E da adulti può capitare che a causa dello scarto d'età i nonni non ci siano più e con loro se ne siano andate un sacco di cose, ricordi, consigli e anche ricette di cucina. Mentre i nonni ci sono, abbiamo una visione di loro, di persone adulte o comunque anziane, e non ci ricordiamo che i nonni sono stati anche bambini, ma della loro vita di bambini sappiamo veramente poco. Ecco, questi sono solo alcuni dei motivi che mi hanno spinta a pubblicare questo libro, che è un libro da compilare, assieme o anche mentre sono da soli, in modo che possano lasciarci fra le righe, compilando le pagine, qualche loro segreto, perché tra le tracce inserite ci sono anche delle domande impertinenti. Prova ad immaginare, quando riavrai quel libro, compilato a mano dal nonno o dalla nonna, potresti trovare qualcosa di loro che mai avresti immaginato. Non è un libro qualunque, ho ottenuto il patrocinio dell'Arlef perché è scritto in friulano, quindi sì, è un libro solo per i nonni friulani. Al suo interno troverai anche parole antiche che stanno cadendo in disuso e poco conosciute, ma non ti preoccupare, con l'aiuto dell'Arlef abbiamo aggiunto anche le note, così ritroverai nella lingua parlata anche altri ricordi. Era stato scritto per essere utilizzato solo dalla nostra famiglia, ma chi lo ha visto ci ha detto è un regalo dal valore inestimabile. Così è nata l'idea di pubblicarlo in un'edizione a tiratura limitata, mantenendo le copie separate, una per il nonno e una per la nonna, perché hanno storie diverse e ricordi differenti. Puoi prenotare le tue copie cliccando sul bottone che troverai qui sotto. È anche un libro che ti toglie dai guai. Hai presente quando i nonni fanno il compleanno? I nonni generalmente hanno tutto e non sai proprio cosa regalare. Infatti li avevo preparati per un compleanno. Il nonno quando l'ha ricevuto si è commosso tantissimo e la nonna assieme a lui. Hanno apprezzato il fatto che fosse stata una cosa pensata e realizzata proprio per loro. Ancora non li abbiamo riavuti indietro, ma sappiamo già che all'interno troveremo qualche scoop. Può essere un regalo da fare quando nasce un nipote, per Natale, per la festa della mamma o per la festa del papà. Oltre ovviamente per la festa dei nonni. L'importante è farlo subito, prima che sia troppo tardi. Se i tuoi nonni sono lontani, puoi mandarmi un'email e scrivermi il nome di chi lo regala e di chi lo riceverà. Provvederò io a compilare i campi a mano e a spedirlo a destinazione. La mia mail la trovi qui sotto. Affrettati e prenota la tua copia subito, prima che finiscano. Ciao! O mandi!